Uno, Luna e Monte. Lino Davide e Via Medina, secondo disco dopo 5 anni. Buonasera Lino. Buonasera e benvenuti al Bacoli Art Gallery, dove stasera presentiamo appunto il CD Uno, Luna e Monte. Dopo l'esperienza dell'esordio del primo CD del 2005 dal titolo appunto Via Medina, stiamo presentando questo nuovo progetto fra musica world, canzone popolare d'autore, eccetera. Allora, innanzitutto diciamo che questo è un disco molto, molto composito, fatto di numerosissimi suoni. Chiaramente stiamo parlando di un'impronta folk pop, no? Che riprende un po' anche la tradizione, ma la tradizione di tutto il Mediterraneo. L'uso infatti che tu hai operato all'interno di questo disco di molteplici strumenti che non sono e non afferiscono solo alla nostra tradizione, ma anche di altre terre. Sì, in effetti i musicisti che vediamo alle mie spalle sono solo una rappresentanza dei musicisti che hanno partecipato a questo progetto, 15 musicisti diversi, quindi un uso di svariati strumenti, non solo propriamente della tradizione popolare campana, ma del sud Italia e del Mediterraneo in generale. E il progetto è stato proprio quello di fare incontrare i nostri strumenti con quelli di altre tradizioni, in un mix di suoni che poi potrete scoprire ascoltando appunto il CD. Allora, innanzitutto ricordiamo che è edito da Folk Club Etno Suoni. Questa cosa la ricordo perché è piuttosto curiosa e piacevole, per la verità, è un po' come un senso di rivalsa per noi del sud, che è un disco completamente folk, è un disco quindi comunque di musica popolare e scritto e cantato, per questa volta completamente da te, perché nel disco precedente, ricordiamo, eri affiancato da una voce femminile. Devo dire è stato lanciato e ci hanno creduto proprio quelli di Casale Monferrato in provincia di Alessandria, quindi il nord che riscopre il sud. Etichetta piemontese, quindi contrariamente a quanto si dice in un brano del CD Navigando a Sud, noi abbiamo cominciato tutto il progetto navigando al nord, perché i primi ad appoggiare il disco precedente sono stati proprio i nostri amici dell'etichetta Folk Club Etno Suoni, che hanno da subito approcciato il progetto e subito anche questo nuovo CD. Tra l'altro la copertina del CD è stata disegnata da una ragazza di Casale Monferrato, che è stata ispirata da questi testi e da queste musiche. Allora, 10 tracce che scorrono un pochino e attraversano, se vogliamo, non solo le sonorità tipiche di questo genere musicale, ma nelle quali tu in questo disco in particolare hai voluto celebrare anche attraverso una strada decisamente autobiografica, attraverso anche delle filastrocche d'infanzia, oltre a delle tematiche sociali delle quali parleremo tra pochissimo. Che cosa ti è rimasto della tua infanzia e come hai elaborato musicalmente questa esperienza? Sì, sicuramente c'è un forte richiamo alle filastrocche dell'infanzia, ai giochi nei cortili di Napoli, i suoni delle bande, delle processioni che abbiamo cercato di ripetere con le armonizzazioni di fiati. Un disco sicuramente autobiografico, diciamo forse di una Napoli che non c'è più. Un grande che tutti conosciamo come Roberto De Simone diceva proprio che Napoli ha perso le sue voci, che erano le voci dei giochi o le voci dei venditori, le voci dei vicoli di Napoli, che purtroppo non ci sono più. Allora, ritornando proprio a quello che non c'è più, e quindi hai fatto un riferimento proprio ai giochi, anche quelli di strada che non ci sono più, a questo punto insomma me l'hai messa su un piatto d'argento la domanda, che è proprio quella riferita al titolo, insomma, che è proprio un chiaro riferimento anche a uno di quei giochi di strada. Sì, per quanto enigmatico, Uno, Luna e Monte non è altro che la variazione in altre regioni d'Italia del nostro antico gioco Uno Ponti la Luna o Uno Monti Luna, dipende anche dai quartieri di Napoli. La salta cavallina, no? La salta cavallina era un gioco all'aria aperta, c'era uno, come dicevamo noi, che doveva stare sotto, cioè doveva fare proprio la cavallina e gli altri vi saltavano sopra. È un po' come il gioco olimpico, no? del salto.
e ognuno saltando ripeteva delle strofette che apparentemente non avevano nessun senso. Erano in genere delle strofe da 1 a 13, in altri quartieri da 1 a 16, delle strofette allegoriche. Quindi lo spunto è di questo gioco antico di Napoli, però Uno Luna e Monte racchiude anche tutta un'altra storia. Uno, dico sempre, è il primo passo che bisogna fare anche per fare il giro del mondo. Qualsiasi progetto bisogna fare il primo passo. La luna è la fine del viaggio, della giornata, e il monte è quello che ci troviamo ad affrontare ogni mattina della nostra vita. Quindi diciamo comunque, al di là di quelle che sono le sonorità che arrivano, quindi dell'immediatezza emotiva di questo disco, un disco di speranza comunque sicuramente. I temi che tu hai tracciato all'interno di alcune di queste tracce presenti in questo disco trattano dei temi sociali, alcune piaghe come quelle della guerra e delle guerre, per la verità insomma mai dimenticate e tuttora purtroppo attuali, quindi temi decisamente contemporanei. Che cosa ti aspetti da questo messaggio che hai cercato di dare all'interno di questi brani? Ma provate ad andare un po' a cercare quante guerre dimenticate ci sono, ma saranno un centinaio davvero, sparse nel mondo, e quindi l'immagine anche di questi popoli che scappano alle dittature, alle persecuzioni spesso religiose o anche razziali, e che hanno creato un forte flusso migratorio verso il Mediterraneo. È quello che vediamo nei notiziari, ma sono anche le guerre che non meritano nemmeno i grandi titoli dei giornali, perché forse non interessano a nessuno. E le guerre dimenticate, questo è uno dei temi della prima traccia del CD, che appunto ha per titolo A Sud del Mondo, le guerre dimenticate nel nostro sud. Allora, a questo punto io direi insomma di procedere all'ascolto live di alcuni di questi brani. A te chiaramente un grandissimo in bocca al lupo per questo nuovo viaggio, ci hai fatto aspettare 5 anni, quindi insomma adesso voglio dire diamo il tempo a questa tournée, a questo tour che partirà chiaramente subito dopo anche all'estero. Noi ti auguriamo, insomma speriamo di non dover aspettare nuovamente altri 5 anni. 5 anni che poi sono stati un raccogliere sensazioni, raccogliere esperienze, incontri con tanti musicisti. Molti di questi hanno poi partecipato alla realizzazione del CD. Ok, allora in bocca al lupo e che continui sempre così. Uno Luna e Monte, Lino Davide. Ci hanno visto montagne, mare e terra scompari, che lì notte che non si può dormire. Barca stretta per mare aperta sfilano così, contro vento per non si fa sentire. Naviga